Il calcio e la politica, mai avrebbe pensato che le sue due passioni potessero entrare in conflitto e invece, a causa della sua fede politica, una trentenne di Cadonega è rimasta esclusa dalla formazione di calcio a 5 in cui militava. Protagonista Elvira Bello, giovane attivista di Fratelli d'Italia, nonché presidentessa del Circolo di Cadoneghe. Secondo quanto raccontato dal Corriere del Veneto, sarebbe stata cacciata dopo appena 2 settimane di allenamento proprio per le sue simpatie politiche di destra. La squadra è quella dell'associazione sportiva Quadrato Meticcio, sostenitrice dell'inclusione e fortemente antirazzista. Loro cercavano un portiere proprio al ruolo di Elvira, ma dopo qualche allenamento le compagne hanno scoperto alcuni contenuti della pagina Facebook della militante di Fratelli d'Italia che proprio non sono stati accettati, nello specifico post contro i migranti e riferimenti a Mussolini, e da qui l'esclusione. Sentita al telefono, Elvira si limita a ribadire che lo sport non dovrebbe avere colore politico. L'associazione Quadrato Meticcio si difende e dichiara che si tratta di una situazione di incompatibilità con i valori etici e anche con quelli del CONI. Non si tratta di discriminazione politica, ma si tratta di incompatibilità che questa persona ha nei suoi comportamenti con i valori, il codice etico della nostra associazione. Secondo noi lo sport deve avere un'altra funzione, cioè quella di creare una convivenza pacifica tra le persone, di promuovere i valori della solidarietà e del rispetto reciproco. Quindi sulla base, insomma, dell'incompatibilità tra i nostri valori di base e i comportamenti e i post pubblicati di questa persona, abbiamo pensato di non ammetterla alla nostra associazione. Una vicenda che sicuramente avrà degli strascichi dai campi di calcio alle stanze della politica.